Il gruppo Friuli TV augura a tutti un sereno Natale ed un felice anno nuovo. Un grazie agli sponsor, ai collaboratori, ai nostri media partner per aver contribuito a far crescere la nostra piattaforma in questo 2023, che ha visto nascere due importanti progetti. Abbiamo aperto il secondo canale Friuli TV 2 dedicato allo sport e agli eventi, ed è stato avviato il progetto Made in Carnia con la nascita di Carnia Web TV, il terzo canale del gruppo, dedicato alla Carnia. Un grazie di cuore per questo ai Ghidina Folk, Valentino e Alessandra, partner musicali del gruppo. Saranno con noi anche nel 2024. Abbiamo inoltre attivato il canale tecnologico FTV Tech, un grazie di cuore per la collaborazione all'esperto informatico Davide Ronchi. Ma sarà a gennaio 2024 che partirà il grande progetto, Friuli TV sbarca fuori dai confini e nasce Media Europa Channel, canale principale del gruppo, che si occuperà di politica, informazioni, eventi a livello nazionale ed europeo. Un benvenuto al nuovo direttore responsabile del progetto, il giornalista Enzo Cattaruzzi, che entrerà nello staff di Friuli TV. Buone feste a tutti, infine, dai fondatori di Friuli TV Omar Costantini e Giuseppe Quattrin. Gentili amici e amiche della visione all'ascolto, buon pomeriggio, siete collegati in diretta con il Palazzetto dello Sport di Manzano e Omar Costantini che vi parla, dove si stanno disputando le fasi finali della prima frazione di gioco per quanto riguarda il campionato di calcio a 5 Serie B tra il Calcetto Manzano e il Padova Calcio 5. A 1 minuto e 16 secondi dal termine del primo tempo, il risultato recita Calcetto Manzano 1, Padova 3. I falli sono 3 a favore della formazione padovana di casa e 2 per quanto riguarda quella ospite. È stata una partita chiaramente tattica sotto tutti i punti di vista. Da una parte la formazione patavina più esperta, più possiamo dire anche con una certa cattiveria tattica per quanto riguarda insomma alla ricerca di punti importanti per quanto riguarda la loro posizione in classifica. Dall'altra chiaramente il Manzano in questa stagione paga dazio perché il progetto vede appunto schierare una squadra giovane e quando si è giovani chiaramente gioco forza sì, da una parte magari i risultati tardano ad arrivare, ma quello che conta insomma che la semina a lungo tempo poi otterrà i risultati sperati. Siamo in attesa e nella speranza che Enzo Cattaruzzi si colleghi con noi per raccontarci invece quello che sta accadendo allo stadio Grande Torino Olimpico di Torino tra il Torino e l'Udinese, ma al momento non abbiamo notizie del nostro condirettore che non è ancora pronto, insomma si vede che è ancora pronto a partire con la sua trasmissione. Dicevamo intanto qui siamo a 52 secondi dal termine, giusto per i non addetti ai lavori, vi ricordiamo che il calcio a 5 a livello nazionale si giocano 2 tempi da 20 minuti ma un tempo effettivo. Cosa vuol dire in gergo pratico? Che ogni volta che viene interrotto il gioco anche il cronometro si ferma. Nel corso dell'intervallo per quanto riguarda questa partita probabilmente sentiremo anche alcuni ospiti per scambiare 4 chiacchiere in merito non solo al match in corso ma anche per sentire insomma come sta andando lo stesso futsal a livello regionale per quanto riguarda l'attività agonistica. Tanto c'è stato un tentativo di rinvio da parte del portiere Veneto, l'ha lanciato in alto ma ha centrato in pieno la parte alta del palazzetto e dunque fallo a favore per la formazione
Manzanese che, va detto, ripeto, seppur sta subendo in un certo senso la più efficace organizzazione da parte degli ospiti, però è andata più volte, giustamente ha accorciato le distanze, ma è andata anche più volte vicina alla possibilità di permesso. Eccoci qua, bene, ecco, bella impallata in diretta, come si dice in questi casi. Dicevamo, bello della diretta anche questo, dicevamo che comunque la formazione padrona di casa sta tirando fuori gli artigli e proprio in questo istante ottiene il gol quando mancano 22 secondi al termine del match. Per quanto riguarda il primo tempo, ottiene la seconda marcatura e dunque la partita si riapre 3-2, dunque Calceto Manzano 2, Padova 3. Ripetiamo che il Padova era avanti di 3 reti dopo circa metà di gioco nel corso del primo tempo, ma la reazione d'orgoglio, soprattutto la grinta dei giovani portacolori arancioni, oggi in divisa gialla, anzi divisa blu con bordi gialli, ha fatto sì insomma di poter dire di dare ulteriori speranze ai supporter di casa che stanno incitando la squadra alla ricerca insomma del meritato a questo punto pareggio. Siamo agli sgoccioli per quanto riguarda il primo tempo, c'è stato un tentativo di intervento da parte, adesso ci sembra che la partita abbia preso una piega positiva a favore della formazione manzanese. Ripetiamo, è sotto, è vero, per 3-2, ma una formazione manzanese che ha tirato fuori l'orgoglio ed è riuscita comunque a rimettersi in careggiata e non a, diciamo così, a mettere già fine a questa partita. Ultima azione, finisce qui dunque il primo tempo a Manzano, ricordo ancora Calceto Manzano 2, Padova 3, vi stiamo trasmettendo dal Palazzetto Comunale di Manzano in attesa di collegarci anche con Enzo Cattaruzzi per quanto riguarda insomma la partita tra Torino e Udinese. Io direi che insomma possiamo fare un po' un commento per quanto riguarda questa partita. Dicevamo 3-2 a favore della formazione padovana, una formazione padovana che sin dall'inizio ha messo in campo tutta la sua voglia, la sua organizzazione tecnica, ha fatto sì che tale agonismo portasse appunto la formazione ospite avanti di 3 reti. Poi c'è stata la seconda parte invece che ha fatto uscire l'orgoglio, la voglia e dei giovani portacolori manzanesi che ha fatto sì insomma di poter rimettere in careggiata la partita e portare sul risultato di 3-2. Io un attimo chiamo Massimiliano, vediamo se mi raggiunge Massimiliano Pali in postazione, ecco che puntiamo la telecamera. Ripeto, siamo sempre in attesa di collegarci con Renzo Cattaruzzi, ma al momento non abbiamo notizie del nostro condirettore. Stai lì, ecco, allora ci ha raggiunto Massimiliano Pali, al quale innanzitutto lo ringrazio per l'invito a questa manifestazione, a questo evento sportivo per quanto riguarda questo turno di campionato. Ho detto in fase di commento, prima parte chiaramente a favore della formazione ospite, dove si è visto in un certo senso anche la caratura tecnico-tattica dell'avversario, però nella seconda parte i ragazzi hanno tirato fuori gli artigli e sono riusciti a rimettere in careggiata questa partita, no? Sì, diciamo all'inizio la squadra era troppo contratta, sente l'importanza della posta in palio perché il Padova ha 4 punti più del Manzano, vincendo oggi la classifica si accorcerebbe e non poco in coda. Poi una volta segnato il gol del 3-1 la squadra è venuta fuori e adesso la partita è combattuta ed equilibrata, ci aspetta un bel secondo tempo. Certo. Senti, io ho detto, state seminando per riportare insomma i fasti di una volta per quanto riguarda il Calceto Manzano, 1988 anno di nascita, Manzano che ha già calcato più volte la Serie B nazionale, però con un'altra squadra, con un alto organico. Adesso chiaramente i tempi cambiano, però la politica societaria è quella insomma di portare giovani a questo sport, avvicinare i giovani a questo sport e soprattutto insomma cercare di mantenere la categoria, ma portare avanti insomma un progetto chiaro e tondo, no? Sì, Omar, hai perfettamente ragione, la società sta facendo una politica a livello giovanile, vedi ci sono 4-5 giocatori che facevano l'Under 21 l'anno scorso, alcuni figli d'arte, Luca Urban, figlio di Genna, di Massimo Genna, capitano storico del Manzano e anche di Marinic, sono dei giocatori che si applicano, che hanno fatto settore giovanile l'anno scorso, adesso stanno trovando ampio spazio in prima squadra, una squadra giovane che ha anche dei peccati di ingenuità, ma sono chiaramente da fare esperienza. Comunque c'è stata una bella reazione di carattere, ci aspetta adesso un gran secondo tempo, speriamo di rimettere le sorti quantomeno in equilibrio.
Senti, facciamo il punto un po' per quanto riguarda invece il futsal in Friuli Venezia Giulia. Il movimento c'è la voglia di ripartire dopo chiaramente la fase causa pandemia, però insomma vedo che si torna a respirare un po' di calcio 5 anche a livello regionale. Sì, a livello regionale proprio ieri sera qui a Manzano si è disputata la finale di Coppa Italia che ha visto le Eagles di Cividale, la squadra di Tita Pittini, vincere per 5-1 sul Tarcento, una gara a senso unico. Le Eagles sono la candidata principale alla conquista del titolo e alla promozione in Serie B. Comunque c'è un grosso impegno anche a livello giovanile e anche a livello nazionale abbiamo delle portacolori importanti, il Pordenone in Serie A2 Elite che è secondo in classifica, il Maccan che è primo in classifica in Serie A2 normale, poi ci sono il Manzano e il Laonis e ci sono anche parecchie squadre di Serie C che fanno il campionato Under 19. Il movimento c'è, speriamo che le società continuino ad investire nei giovani, che è l'unica politica, perché come ben sai sono cambiate anche le regole da parte della divisione calcio a 5 con un solo formato in lista, cioè un giocatore che abbia avuto il primo tesseramento prima di 18 anni, così evitato un po' quello che succedeva negli anni in cui anche tu frequentavi i palazzetti assiduamente, che c'erano le formazioni che facevano il time out in portoghese. Senti, per quanto riguarda invece il resto, il settore giovanile si sta muovendo bene anche lì? Settore giovanile ci sono purtroppo qui le squadre di Serie C sono un po' restie a fare il settore giovanile, però ci sono delle società, quelle di categoria superiore, che hanno tutta la filiera e si stanno adoperando. Tra l'altro anche la federazione col presidente Hermes Canciani adesso si sta dando da fare, ci sarà un torneo esordiente a 62 squadre nel periodo natalizio, traendo beneficio chiaramente dal bacino del calcio a 11, perché alla fine deve andare a pescare lì, però si sta muovendo qualcosa di importante. Per quanto riguarda invece il discorso del mondo rosa nel calcio a 5? No, calcio a 5 mondo rosa, sai che difficoltà perfino il calcio a 11 nel campionato regionale non c'è. Poi chiudo dicendoti che quest'anno avremo la novità, oltre alla rappresentativa Under 19, anche la rappresentativa Under 17, saremo impegnati al torneo delle regioni a fine aprile, che si svolgerà in Calabria, con 2 squadre, la prima volta in assoluto per il Friuli, e questo significa che il movimento anche a livello giovanile continua ad espandersi. Grazie a Massimiliano Pali, delegato regionale del calcio 5 Friuli Venezia Giulia, ti lasciamo al secondo tempo perché ti vedo bello teso, come si dice in questi casi. Grazie. Allora, grazie a te, in attesa di ripristinare il collegamento con Enzo Cattaruzzi che ci racconti insomma queste fasi finali di Torino-Udinese, noi lanciamo i suggerimenti commerciali e torniamo tra poco nuovamente qui live dal Palazzetto dello Sport di Manzano. Il gruppo Friuli TV augura a tutti un sereno Natale ed un felice anno nuovo. Un grazie agli sponsor, ai collaboratori, ai nostri media partner per aver contribuito a far crescere la nostra piattaforma in questo 2023, che ha visto nascere 2 importanti progetti. Abbiamo aperto il secondo canale Friuli TV 2 dedicato allo sport e agli eventi, ed è stato avviato il progetto Made in Carnia con la nascita di Carnia Web TV, il terzo canale del gruppo, dedicato alla Carnia. Un grazie di cuore per questo ai Ghidina Folk, Valentino e Alessandra, partner musicali del gruppo. Saranno con noi anche nel 2024. Abbiamo inoltre attivato il canale tecnologico FTV Tech, un grazie di cuore per la collaborazione all'esperto informatico Davide Ronchi. Ma sarà a gennaio 2024 che partirà il grande progetto, Friuli TV sbarca fuori dai confini e nasce Media Europa Channel, canale principale del gruppo, che si occuperà di politica, informazioni, eventi a livello nazionale ed europeo. Un benvenuto al nuovo direttore responsabile del progetto, il giornalista Enzo Cattaruzzi, che entrerà nello staff di Friuli TV. Buone feste a tutti, infine, dai fondatori di Friuli TV Omar Costantini e Giuseppe Quattrin. Cosa è Made in Carnia? È un portale informativo e una piattaforma e-shop di proprietà del gruppo Friuli TV. Diamo spazio alle attività della Carnia mediante servizi informativi, trasmissioni mirate, linee dirette con i sindaci e le amministrazioni. Inoltre puoi vedere le trasmissioni di Carnia Web TV con speciali settimanali e on demand. Stiamo allestendo e configurando la piattaforma con i vari inserzionisti. Vuoi essere presente anche te o avere informazioni dettagliate? Non esitare a contattare il nostro ufficio marketing via mail a info@friulitv.net oppure al numero 371 521 3748.
Un nostro responsabile vi illustrerà nel dettaglio il progetto e le relative soluzioni commerciali. Made in Carnia, il portale della Carnia, è un marchio Friuli TV. E par concludi io soi Carnia Voice, la voce dalla Carnia. Un mandi e i visi chi sarin la prossime settimane a Force di Sore. Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu. Gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, sta per iniziare il secondo tempo qui a Manzano tra il Calcetto Manzano e il Padova Calcio 5, vede in avanti la formazione ospite per 3-2. Intanto vi aggiorno che l'Udinese è in vantaggio contro il Torino per 1-0 grazie al gol di Zaraga, se non sbaglio, così almeno ho sentito, quando mancano circa 7-8 minuti più recupero al termine. Mi ha raggiunto in postazione di commento Patrick Stacco, assessore allo sport del Comune di Manzano. Approfitto insomma della sua presenza, assessore, per fare un po' il punto per quanto riguarda l'attività agonistica nel territorio manzanese. Sì, qui siamo a vedere la Serie B di Calcio 5, una soddisfazione, insomma un grande risultato ottenuto dalla formazione qui di casa lo scorso campionato, un campionato difficile che ha visto i ragazzi di Asquini giocare partite anche in Sardegna qualche settimana fa, però una grande soddisfazione per noi come amministrazione. Proprio ieri abbiamo approvato la delibera dei contributi a sostegno delle associazioni sportive, quindi una novità questa, insomma, no? Fine anno è un'attività quella del mondo sportivo, un movimento che è veramente attivo qui a Manzano. Ieri abbiamo avuto la soddisfazione di ospitare la finale di Coppa Italia di Calcio 5 che ha visto la vittoria degli Eagles sul Tarcento, quindi qui a Manzano, dopo aver avuto anche la nazionale, la prima squadra della nazionale di Calcio 5 lo scorso anno, insomma abbiamo sempre avuto eventi e sport di primo livello. Il mondo sportivo, come si diceva qua a Manzano, ha sempre avuto terreno fertile, abbiamo degli impianti sportivi sulla quale l'amministrazione ha sempre ritenuto di investire, tant'è che abbiamo proprio anche in questo palazzetto... Mi hai anticipato la domanda, questo tanto è un palazzetto multifunzionale, no? Esattamente, qui dalla pallacanestro alla pallavolo, al calcio a 5, alla ginnastica artistica, e abbiamo ottenuto proprio a livello regionale 2 contributi, uno che sta in fase di approvazione, l'altro appena aggiunto, 250 più 200.000 euro, quindi più di 400.000 euro, per sistemare gli spogliatoi e per efficientare dal punto di vista energetico la struttura. Metteremo i pannelli fotovoltaici proprio qui nel palazzetto e sostituiremo le lampade con luci a LED proprio nell'ottica di far risparmiare, tant'è che anche quest'anno andremo il 28 ad approvare il bilancio di previsione, dove non andremo ancora a toccare le tariffe, quindi le società che faranno attività qui nel palazzetto, in tutte le strutture sportive del nostro comune, non troveranno, diciamo, aumenti per quanto riguarda le tariffe, e andiamo proprio a risparmiare dove? Nel appunto efficientare le strutture e gli impianti. Abbiamo sempre investito, abbiamo visto arrivando, tu vedi davanti al Morigi il parcheggio, che adesso proprio una delle ultime giunte abbiamo finanziato anche il posizionamento delle luci, e quindi anche questo proprio mentre parlavi abbiamo visto in diretta il gol del pareggio. Dunque, quando mancano 18 e 5 ancora da giocare di tempo effettivo, il Manzano è riuscito a riequilibrare la partita, dunque ad agguantare il pareggio. Il risultato è di 3-3. Intanto vedo che dovrebbe esserci anche Enzo Cattaruzzi. Intanto ti finisco, giustamente finisci pure.
Sì, dicevo che appunto è una grande soddisfazione, ma diciamo che il movimento sportivo del nostro territorio merita, lo dimostra perché insomma i grandi obiettivi, anche la Manzanese si è vissuto, abbiamo oggi qui ospite a vedere la partita anche il presidente della Manzanese, Fedele, ha dimostrato che in 2 stagioni è ritornato in prima categoria, adesso sta lottando per una possibile promozione assieme al centrosede, anche tu, no? E le altre compagini qui del nostro distretto, quindi segno che veramente il movimento qui sportivo del nostro territorio e il volontariato sportivo merita, e quindi l'amministrazione ha sempre dimostrato e sempre sarà vicina allo sport e al movimento sportivo. Bene, grazie all'assessore Patrick Stacco, ti lascio nuovamente a seguire la partita e soprattutto a fare il tifo, visto che gioca anche tuo figlio nella squadra, per dare una spinta in più, no? Grazie, buon Natale e buone feste. Buon Natale a tutti, veramente grazie a te. Allora, vedo già Enzo Cantaruzzi collegato con noi, a quale passo subito la linea. Enzo, mi risulta Udinese avanti, ci confermi? No, ha pareggiato purtroppo il Torino. Ha pareggiato il Toro allora. Un minuto fa, e purtroppo i soliti difetti stanno riemergendo nella squadra udinese, purtroppo è così. Non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Purtroppo la squadra udinese in questo momento sta un po' allerta, sta un po' soccombendo. In ogni caso speriamo che il pareggio duri, perché è una trasferta molto difficile e l'1-0 poteva starci molto bene. Certamente, certamente. Dunque è stata soltanto, come si dice, un'illusione per quanto riguarda il gol, che tra l'altro è stato segnato da Zagara. Ce lo vuoi descrivere il gol del momentaneo vantaggio? Ma guarda, mi pare che c'è stato un grande svarione dalla difesa del Torino, in qualche modo. Aspetta un attimo che mi pare che c'è qualche notizia di nuovo, mi pare che c'è qualche... Ecco, riprendi la linea un momentino, perché qui... Allora riprendo intanto che tu sistemi e sistema anche il sottopancia, perché è rimasto quello della volta scorsa. Riprendiamo la linea da Manzano, il risultato è di 3-3 per quanto riguarda iniziato il secondo tempo, si gioca... mancano ancora 16 primi e 35 secondi al termine della ripresa, ma quello che conta è che il Manzano ha recuperato la partita, era sotto di 3-0 a circa metà della prima frazione di gioco, e poi nella seconda parte del primo tempo la voglia e la forza dei ragazzi ha permesso insomma all'equipe manzanese di riportarsi in careggiata, e il risultato, ripetiamo, è di 3-3 quando mancano 16 primi e 26 secondi al termine. Ricordo ancora solo per gli addetti ai lavori che nel calcio 5 a livello nazionale vige il tempo effettivo, sono 2 tempi da 20 minuti, e ogni volta che viene interrotto il gioco, ogni volta che viene interrotto il gioco, il cronometro si ferma e si riprende poi una volta che la palla viene rimessa in campo. Chiaramente anche il tifo sugli spalti sta incitando ancora di più la propria squadra, soprattutto dopo la bella rimonta da parte della formazione manzanese. Attenzione. Ecco, vai. Il Granata hanno pareggiato con Ilic, che non segna quasi mai ultimamente, e invece con l'Udinese è riuscito a portare il pareggio. Abbiamo in questo momento la sostituzione di Lovric con dentro Masina, poi il cartellino giallo per Vojvoda. In questo momento ormai siamo verso la fine del tempo, e verso la fine dei tempi purtroppo l'Udinese prende sempre il gol del pareggio. È una maledizione, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che veramente disturba anche la tifoseria, perché non è possibile che per l'8ª volta consecutiva ci sia un pareggio proprio alla fine dei tempi. È una cosa incredibile, mi pare stiamo al 3° minuto oltre i tempi regolamentari. Speriamo, tutti aspettano la fine. Purtroppo quanto è il recupero? Il recupero di 5 minuti. Vediamo adesso il tabellino. Vediamo se il tabellino. Purtroppo l'Udinese non riesce assolutamente a portare fuori questa gara. Vediamo adesso, il tabellino ci dà uno score interessante nel primo tempo. Si è difeso molto bene al primo tempo, ma poi alla fine, dopo il gol di Zaraga all'81esimo, 7 minuti dopo Ilic ha timbrato il pareggio.
e questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra, purtroppo con l'Udinese è quasi una costante, anzi è una costante. Qui vediamo anche sugli spalti che la gente sta uscendo, ma vediamo come va a finire in questo momento. 5 minuti sono passati, entrambe le squadre vorrebbero vincere, ma manca poco, il risultato pare ancora aperto perché il Torino vuole vincere questa partita e l'Udinese in questo momento cerca di portarla a casa, questa è la verità. Ammonito Volver con intervento in netto ritardo, 4 minuti di recupero, è finita la gara con un pareggio che non ci voleva, ma che comunque ci sta stretto, ma dobbiamo tenerlo molto, molto buono perché, come dicevi tu, l'ultima volta ti bastava un punto in quel di Torino, un punto è arrivato, potevano arrivare i soliti 3 punti che comunque sia l'Udinese tiene fino agli ultimi minuti e poi naturalmente il pareggio arriva. È una maledizione, non so se è una maledizione, se una mancata concentrazione, se c'è uno svarione, non si sa che cosa succede, è una cosa incredibile. E tant'è che il pareggio lo dovremmo chiamare non tanto zona Cesarini ma zona Udinese. Penso che il pareggio è zona Udinese ormai. Certamente, intanto c'è l'azione del Manzano che va vicinissima alla possibilità di portarsi avanti. Per quanto riguarda la partita, qui si gioca, mancano ancora 15 minuti e 15 secondi al termine della seconda frazione di gioco, il risultato ancora fermo sul 3-3, dicevamo la grande rimonta della formazione padrona di casa che era sotto di 3 reti e chiaramente mentre Enzo commentava in sottofondo avrete sentito anche un po' le lamentele da parte dei tifosi che non hanno giudicato positivo alcune decisioni del direttore di gara che ci sembra, con tutto rispetto parlando, non proprio casalingo, ha fischiato qualche fallo diciamo gratuito alla formazione ospite e non ha fischiato dove era da fischiare e anche nel calcio a 5 succede questo. Allora Enzo, per il telegramma finale possiamo dire insomma che comunque va da un'Udinese ben diversa da quella che abbiamo visto rispetto a 7 giorni fa in casa contro il Sassuolo. È vero che è andata in vantaggio, si è fatta nuovamente raggiungere nei minuti finali, ma quello che conta insomma si è visto qualcosa di positivo alla fine, no? Diciamo che ci sono stati degli ammoniti nel secondo tempo, Sanabria 53esimo, ancora prima Camarà, è stato ammonito anche Luca, speriamo che non sia diffidato e in ogni caso è un punto che dobbiamo tenerlo molto stretto perché è un punto che ci permette di muovere la classifica. Certamente in questo momento l'Udinese stava già preagustando questi 3 punti e vediamo che magari contro il Bologna non ci sia il compaccio. Il Bologna, voi sapete che in questo momento è una squadra in grande salute e che fa molta paura e vuole entrare naturalmente nel gota delle squadre che tentano di qualificarsi per la Champions League, quindi questo è una molla molto molto importante. Il Bologna naturalmente ha battuto, sta battendo l'Atalanta per 1-0 e penso che la partita si chiuderà così, quindi se batterà l'Atalanta in questo momento il Bologna è veramente sugli scudi perché ha uno score incredibile, quindi quando arriverà a Udine probabilmente vorrà fare strike. Ecco che l'Udinese dovrà cercare di tenere duro in questo fine di stagione perché una vittoria manca ancora a Udine e sarebbe un toccasana perché abbiamo su 7 pareggi, su 7 vittorie certe abbiamo portato a casa 7 pareggi e qualche sconfitta e questo onestamente adesso non possiamo dire che c'è solo il destino cinico e baro, ma abbiamo anche qualcosa che nello spogliatoio va registrato. Non è possibile negli ultimi 5 minuti di gara ogni volta perdere a Trebisonda e perdere anche i 2 punti. È chiaro che la società sarà un po' anche arrabbiata con i giocatori, ma il compito di Cioffi io lo vedo molto molto difficile e i tifosi sono un po' spazientiti perché questo è un refrain che deve terminare. Ecco, guarda, io ti ritorno alla linea, al limite se vuoi ci vediamo dopo per commentare le statistiche che sono comunque a favore del Torino.
Bene, grazie Enzo, direi che possiamo tranquillamente chiudere qui questa puntata speciale di Diretta Sport per quanto riguarda l'anticipo di campionato tra Torino e Udinese. Nella tua sintesi hai detto tutto quello che serviva e tutto quello che interessa agli sportivi. Chiudiamo qui per quanto riguarda la puntata odierna di Diretta Sport. Il servizio per quanto riguarda la partita in corso tra Manzano e Padova vi sarà poi proposto sul nostro sito, su Friuli TV2, alla pagina dedicata a Torre Natisone Udrio Video News. E qui il risultato, quando mancano 13 primi e 22 secondi al termine del secondo tempo, è di perfetta parità, 3-3 tra Manzano e Padova. Io direi di chiudere qui. Enzo, chiaramente facciamo i migliori auguri di buon Natale a tutti i nostri amici, perché comunque arriva il Natale, arrivano le feste, ma noi non andiamo in vacanza. Bene, buon Natale a tutti, un buon fine anno naturalmente, buon principio. Naturalmente tu sai che all'inizio dell'anno partiremo con tante novità e anche con grandi speranze, perché sento che le nostre trasmissioni stanno andando alla grande, quindi vuol dire che il pubblico gradisce le nostre telecronache, i nostri servizi. Comunque complimenti a te e a tutto lo staff. Bene, intanto il Manzano si è mangiato praticamente il gol del vantaggio a porta vuota, succede, è il bello del calcio anche questo. Grazie Enzo, grazie a voi amici vicini e lontani per la visione e l'ascolto, vi diamo appuntamento alla prossima, le ulteriori news e chiaramente gli aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net, sui nostri altri collegati, cioè www.friuliplaytv.net, www.medincarnia.it, e come vi ha detto Enzo poco fa, da gennaio partirà anche Media Europa Channel, che sarà tutto da vedere e da gustare. Grazie per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Alla prossima. Ciao. Il gruppo Friuli TV augura a tutti un sereno Natale ed un felice anno nuovo. Un grazie agli sponsor, ai collaboratori, ai nostri media partner per aver contribuito a far crescere la nostra piattaforma in questo 2023, che ha visto nascere 2 importanti progetti. Abbiamo aperto il secondo canale Friuli TV2 dedicato allo sport e agli eventi, ed è stato avviato il progetto Made in Carnia con la nascita di Carnia Web TV, il terzo canale del gruppo, dedicato alla Carnia. Un grazie di cuore per questo ai Ghidina Folk, Valentino e Alessandra, partner musicali del gruppo. Saranno con noi anche nel 2024. Abbiamo inoltre attivato il canale tecnologico FTV Tech, un grazie di cuore per la collaborazione all'esperto informatico Davide Ronchi. Ma sarà a gennaio 2024 che partirà il grande progetto, Friuli TV sbarca fuori dai confini e nasce Media Europa Channel, canale principale del gruppo, che si occuperà di politica, informazioni, eventi a livello nazionale ed europeo. Un benvenuto al nuovo direttore responsabile del progetto, il giornalista Enzo Cattaruzzi, che entrerà nello staff di Friuli TV. Buone feste a tutti, infine, dai fondatori di Friuli TV Omar Costantini e Giuseppe Quattrin.